dal GIP gli arresti dei 2 maggiorenni in carcere per l'omicidio a Treviso del 22enne Francesco Favaretto. Entrambi hanno risposto alle domande del magistrato, confermata la custodia in carcere. Ennesimo incidente mortale sulle strade della Marca ieri sera poco prima di mezzanotte lungo la Ponte Bana Spresiano, a perdere la vita un 44enne di Nervesa della Battaglia. Attivato il protocollo della prefettura dopo la scomparsa a Pieve di Soligo del 55enne Vittorio De Favari, si è allontanato ieri dalla sua abitazione di via Veceglio a bordo di una Kia scattate le ricerche. Festività natalizie segnate da un'escalation di furti, stavolta nel mirino dei ladri, la via San Francesco di Visnadello a Spresiano, dove i residenti ora hanno paura a uscire di casa. Anziana accolta da malore ieri sera al bingo di Treviso, viene rianimata da un ragazzo che ora lancia un appello: vorrei sapere come sta e poterla incontrare. Cortina Express, il cinepanettone ambientato a Cortina, la gaffa del TG1, girato tra le montagne del Trentino. Il Veneto si arrabbia, il presidente della provincia di Belluno: rispetto per l'identità dei luoghi. Corsa agli ultimi regali, preparativi per il cenone a Treviso sin dalla mattina, in tanti non hanno voluto mancare alla tradizionale bigolata. Domani mattina a partire dalle 10 Antena 3 trasmetterà in diretta la Santa Messa del giorno di Natale dalla Basilica di San Marco a Venezia, presieduta da Monsignor Francesco Moraglia. Buonasera, bentrovate, bentrovati, edizione di Treviso dei nostri telegiornali in questo martedì 24 dicembre. Cominciamo subito con le notizie. In primo piano ancora l'accoltellamento di via Castelmenardo. Questa mattina l'interrogatorio in carcere per i 2 maggiorenni accusati dell'accoltellamento a Treviso. Il 18enne si difende, mentre la madre della vittima, del 22enne Francesco Favaretto, invita alla preghiera e racconta: hanno spento le macchine davanti a me. Il ragazzo ha parlato, ha comunque reso la sua versione dei fatti, si sente estraneo alle circostanze, perché anche dai video risulta che lui si è allontanato dopo un primo approccio che c'era stato. A parlare la legale di Angelo Ozuna, il 18enne di Treviso accusato con Toluwaloyu Ade Meklinsfual di 19 anni, studente del Giorgi residente a Ponte di Piave, e un 15enne trevigiano dell'omicidio di Francesco Favaretto, 22 anni, aggredito con coltelli e bottiglie rotte la sera del 12 dicembre in via Castelmenardo, pieno centro di Treviso. Oggi l'interrogatorio di garanzia davanti al giudice per le indagini preliminari, Carlo Colombo, iniziato alle 9:30 e durato per oltre 2 ore, dove separatamente i 2 maggiorenni hanno raccontato la loro verità. Che per Ozuna, operaio edile, è la completa estraneità sia sui fatti che per il mondo della droga, dove sarebbe maturato il regolamento di conti. La sua versione è proprio, lui nega l'accoltellamento, ma proprio anche lui quando se n'è andato via, ma risulta dai video, il ragazzo Favaretto era in piedi, parlava con le ragazze e poi non sa, perché poi lui è fuggito. Lo hanno trovato che era a Cremona, che stava facendo dei lavori con delle impalcature, quindi lo ha proprio riferito. Io dovevo essere pulito, perciò non ero interessato. Ozuna davanti al giudice ha spiegato così la sua presenza sul luogo dell'accoltellamento. Come mai si è trovato là? Ci sono degli amici, erano un gruppo di amici, ma non c'erano una riunione. Ma non conosce l'altro ragazzo che adesso è qui dentro? No, si conoscono perché erano lì tutti assieme. Ma, E anche il minorenne? Credo di sì. Anche la presenza di un coltello viene smentita dal giovane operaio italiano di seconda generazione. Lui nega il coltello, c'erano le bottiglie, è scioccato, è sconvolto il ragazzo, proprio la vede una cosa più grande di lui. Per loro il carcere è già stato convalidato, ma dopo questi interrogatori i difensori puntano a provvedimenti più lievi. La convalida d'arresto c'è già stata, qui abbiamo fatto l'interrogatorio di garanzia e ora valuteremo un riesame ove non ci dovesse essere una modifica della misura che comunque è stata richiesta, quantomeno gli arresti domiciliari. Intanto non risponde nessuno in casa di Francesco Favaretto in questa palazzina di via Toscana Monigo. Mamma Monica è stata accolta da alcuni parenti e oggi con questo messaggio ha chiesto di ricordarlo nella sua parte migliore, con immagini e preghiere. Ora si sta preparando per il funerale del giovane che si terrà molto probabilmente dopo Natale e prima di Capodanno, sicuramente dopo che il medico legale nominato dalla Procura avrà compiuto tutti gli esami del caso. La lettura dei fatti di via Castelmenardo dello psicologo Casteller, lo sconcerto dei sindaci in cui hanno vissuto i ragazzi. Vivono vite parallele nei social. Allora si avvia che cosa, direttore? Il tema della leadership. Chi comanda, chi è leader? Come si dimostra che si è leader annientando gli altri?
e come si annientano gli altri imponendosi all'interno di un gruppo. È quello che sta succedendo. In diretta a Focus lo psicologo e psicoterapeuta Mirko Casteller sintetizza così quello che sta accadendo ad alcuni ragazzi, tanto da sfociare in atti di violenza estrema come l'aggressione costata la vita in via Castelmenardo al 22enne Francesco Favaretto, uno studente 19enne, un operaio 18enne e un ragazzino di appena 15 anni in carcere per il delitto. Casteller punta il dito contro i genitori. Non usano i neuroni della ragione, perciò dire a un 14enne ti segnalo, ti metto in carcere, significa alimentare scontro, emozione e contrapposizione. Non c'è alternativa, bisogna mettere in carcere i genitori, se mi permette, non i giovani di 14 anni. Il carcere va perseguitato ai genitori. Anche per i genitori c'è la necessità di fare formazione e di far conoscere quali sono i rischi che possono emergere, soprattutto per qualche situazione nella quale non viene detto no dal principio al proprio figlio. Paola Roma è sindaca di Ponte di Piave, comune dove abita il 19enne arrestato per il delitto, ma è anche presidente della conferenza dei sindaci dell'ULSS 2 che si sta adoperando per contrastare con politiche rivolte a ragazzi e famiglie quella che il questore Alessandra Simone chiama deriva. Sono d'accordo con quanto diceva naturalmente il questore di Treviso, che c'è la necessità di dare un esempio delle sanzioni, di quello a cui si va incontro, ma dall'altra parte molti comuni stanno cercando di fare, e parlo anche per Ponte di Piave, attraverso anche il corso di formazione con la polizia locale, per parlare ai ragazzi, anche con i commercianti, in un lavoro che deve essere fatto da tutti quanti indistintamente. La famiglia del 19enne abitava fino al 2021 a Villorba, dove la mamma gestiva un market. Durante il loro periodo di residenza qui da noi, i servizi sociali sono stati loro vicini, erogando anche dei contributi economici di aiuto alla famiglia, dato che versava in condizioni di bisogno, ricorda il sindaco Francesco Soligo. Purtroppo di fronte a un crimine del genere non possiamo fare altro che stringerci attorno ai familiari della vittima. Come comune continueremo a lavorare affinché si possa davvero far qualcosa per prevenire il ripetersi di fatti del genere. Ora in centro a Treviso, dove c'è per noi collegato il nostro Lucio Zanato, si trova in stazione delle Corriere lungo Sile Mattei. Si è da poco conclusa la messa celebrata dal Vescovo e lo vediamo proprio inquadrato vicino a te. Lucio, buonasera, un appuntamento che si rinnova anche quest'anno. Eccoci qua, buonasera ai telespettatori di Antena 3. Sì, siamo in diretta, appena terminata la celebrazione della Santa Messa da parte del Vescovo Michele Tomasi. Un tempo confuso, quella che è stata la sua omelia, ma più che un'omelia è stata veramente una preghiera a Maria, Madre di Dio, che proprio questa notte dà alla luce Gesù. Allora, Eccellenza, la sua è stata più che un'omelia, una vera e propria preghiera a Maria, soprattutto per quelle madri che, come ha citato, perdono i figli nella velocità oppure nelle illusioni dei mercanti di morte. Sì. E nella violenza insensata che nulla risolve ed è solo una maledizione per tanti. Quanto dolore che si crea per nulla, inseguendo dei miti, inseguendo quella felicità che già abbiamo in dono. E la abbiamo nello sguardo delle persone, nel lavorare insieme, nel volerci bene, nel costruire insieme. C'è tanto di quello da fare e da fare volentieri insieme, che ci darebbe tanta gioia. Dobbiamo tornare a questo e a trasmettere l'idea che è importante vivere insieme e prenderci cura della vita. Esatto, perché nella prima parte della sua preghiera ha elencato tutte le difficoltà di questa nostra società, compresa quella delle famiglie che stanno cercando un'affettività ma molte volte sono costrette a gestare la spugna, però ci ha dato anche la speranza. Sì, perché la speranza c'è, perché Dio, quando è entrato nella nostra storia, ci ha presi così come siamo per farci come Lui. E questo lo facciamo quotidianamente, non è una cosa dell'altro mondo, è semplicemente prenderci cura gli uni degli altri, prendersi in braccio, costruire qualcosa insieme e prenderci cura di questo mondo meraviglioso che ci ha messo in mano e di abitare questa città davvero in una maniera diversa, con tanto amore. È una parola nella quale possiamo mettere dentro tanto, ma significa prendersi cura degli spazi, dei tempi, essere un po' meno di corsa, un po' meno frettolosi, guardare gli altri
altri negli occhi e cercare l'appello che Dio ci dà in quello sguardo, e così avremo la felicità, perché questo è il Natale. Poi la scelta di farlo nel luogo dove arrivano e partono le corriere, nel viaggio della vita, lei ha detto. Sì, è il luogo degli incroci della nostra esistenza, della nostra vita. Qui prendiamo per andare a trovare le persone care, magari partiamo per scappare da qualche cosa, andiamo al lavoro, costruiamo la tessitura della nostra vita, sono le vene e le arterie della nostra vita. Alle volte ci lamentiamo del traffico, ma il traffico è andare e tornare da persone. Ecco, se ci ricordiamo di questo, forse riusciamo a vivere anche un po' meglio. Oltre 600 persone hanno partecipato a questa celebrazione, ma per tutte le persone che sono a casa in diretta su Antena 3, qual è l'augurio del buon Natale del nostro Vescovo? Il buon Natale è che nessuno si senta abbandonato, nessuno si senta solo, nessuno sia tentato del dire che la vita non ha senso, non c'è situazione in cui non ci sia la speranza, e la preghiera anche per le persone che sono sole, che ci siano persone che si lasciano toccare il cuore e che possano venire a dire una parola buona, ad ascoltare un po', a dare un abbraccio, e questo c'è anche nell'abbraccio del Signore che viene. E il Signore è venuto per vincere la paura e la solitudine e ci abbraccia davvero. Lasciamoci prendere da questo abbraccio di Dio, e questo è il miglior buon Natale che posso augurare. Grazie eccellenza, e da Lungo Stile Mattei è tutto, linea allo studio. Grazie Lucio, e grazie ovviamente al Vescovo Michele Tomasi per questo contributo in diretta. Noi continuiamo con le notizie. La cronaca: è stata denunciata alla stazione dei Carabinieri di Pieve di Soligo la sparizione di Vittorio De Favari, 55 anni. Vedete la foto, è scattato su iniziativa della Prefettura il protocollo persone scomparse. De Favari è alto circa 1,75 m, di corporatura robusta, ha capelli di colore nero scuro, brizzolati, occhi neri, carnagione chiara. Si è allontanato dalla propria abitazione di Pieve di Soligo ieri intorno alle 21:30 circa, forse a bordo della propria auto, una Kia targata GA855GV. Chiunque avvisti l'uomo può contattare il 112, ovviamente anche per qualsiasi informazione utile a ritrovarlo. Vittorio De Favari, 55 anni. E dalle strade della Marca l'ennesimo incidente mortale, questa notte a perdere la vita un 44enne. Una frenata e un colpo, basta. Racconta così quei drammatici istanti questo signore, che abita a pochi passi dal luogo dell'ennesima tragedia della strada, ai confini tra i comuni di Spresiano e Nervesa della Battaglia. La luce del giorno mostra sull'asfalto i segni di quanto accaduto. Sul ciglio della strada frammenti di vetri e carrozzerie. Il dramma intorno alle 23:30, quando una Golf condotta da un 55enne di Carbonera che viaggia in direzione Conegliano e una Fiat Punto proveniente dal senso opposto con a bordo un 44enne residente a Nervesa si scontrano frontalmente. L'impatto è violentissimo, la Punto finisce fuori strada e si ribalta. Edward Sciacca, al volante dell'utilitaria, muore praticamente sul colpo a causa delle lesioni riportate. Immediato l'intervento del SUEM, ma i sanitari non possono fare altro che constatare il decesso del 44enne. Ferito, ma non in modo grave, il conducente dell'altra vettura. Sul posto per i rilievi carabinieri impegnati ora a ricostruire l'esatta dinamica del sinistro. Sono ancora al vaglio chiaramente i comportamenti che hanno poi portato a questo evento tragico. Dalla prima ricostruzione sembrerebbe che l'autovettura condotta dal 53enne abbia invaso la corsia apposta e che quindi abbia poi causato lo scontro frontale da cui il 44enne albanese è uscito in fin di vita. Edward Sciacca, originario dell'Albania ma in Italia da molti anni, papà di una bambina, lavorava nell'installazione di serramenti, infissi e coperture. Fino a qualche anno fa viveva in via Anasso, a Nervesa della Battaglia, dove lo ricordano quando usciva di casa per andare al lavoro, una persona cordiale ma molto riservata. Mezz'ora dopo la mezzanotte di oggi, martedì 24 dicembre, i Vigili del Fuoco sono intervenuti in via Kennedy, nella frazione di Vallà di Riese Pio X, per un'auto finita fuori strada, lateralmente contro un albero. Feriti le due persone a bordo, i Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza l'auto, mentre i due sono stati presi in cura dal personale del SOM 118 e trasferiti in pronto soccorso per gli accertamenti. I carabinieri sono intervenuti per deviare del traffico ed eseguire i rilievi del caso. Le operazioni
operazioni di soccorso sono terminate intorno alle 2 di notte. E sempre la scorsa notte, sempre intorno a mezzanotte, i vigili del fuoco sono intervenuti anche in via Ungheresca a nord, a Mareno di Piave, per l'incendio di un'auto. La vedete, la squadra dei vigili del fuoco è arrivata da Conegliano, hanno spento i vigili con la schiuma l'Alfa Romeo Giulietta completamente avvolta dalle fiamme. Le cause dell'incendio sono ancora al vaglio della squadra intervenuta. Le operazioni di completo raffreddamento e bonifica sono terminate anch'esse intorno alle 2:30 del mattino. E dalla centrale dei Carabinieri di Treviso l'annuncio di controlli straordinari per queste festività natalizie. Il servizio di Francesca Bozza. Saranno un centinaio le pattuglie dei carabinieri impegnate in tutta la provincia nei servizi straordinari predisposti per queste festività natalizie, ancora più attenzionati dopo l'attentato ai mercatini di Natale in Germania, i luoghi di aggregazione. Anche alla luce degli eventi che sono capitati a livello internazionale abbiamo comunque rafforzato con il coordinamento della prefettura i servizi di controllo sul territorio, soprattutto i luoghi di maggior ritrovo dove le persone si riuniranno per chiaramente festeggiare. Controlli anche dal punto di vista dell'ordine pubblico alla luce degli ultimi drammatici fatti di cronaca accaduti in centro storico, come l'omicidio di via Castelmenardo. Dalla centrale operativa del comando di via Cornarotta, grazie alla videosorveglianza, occhi puntati sui luoghi principali della città. Questi sistemi e soprattutto le pattuglie sul territorio ci consentono di quantomeno fare un'attività di prevenzione e dove necessario intervenire come azione di contrasto. E i controlli straordinari hanno portato già ai primi risultati. Ieri sera a Mogliano i militari hanno deferito un 20enne trovato in possesso di 73 grammi di hashish, mentre un 19enne è stato segnalato per il possesso di un coltello del tipo nacio. Qualche ora dopo a Villorba invece i carabinieri hanno deferito in stato di libertà un uomo di 58 anni trovato in possesso di 20 grammi di cocaina. Accanto ai controlli per l'ordine pubblico, il lavoro dei militari è incentrato a garantire la sicurezza sulle strade della Marca. Alla luce del nuovo codice della strada abbiamo intensificato i controlli anche per quanto concerne l'abuso di droghe e soprattutto l'abuso di alcol. Festività natalizie segnate da un'escalation di furti, questa volta nel mirino dei ladri via San Francesco a Visnadello di Spresiano. Sotto il periodo di feste qui è diventato un massacro. Non si può stare tranquilli, hanno battuto tutta la zona, hanno battuto anche al di là della via. Non si può più stare tranquilli, purtroppo, c'è sempre la paura e il timore. Via San Francesco a Visnadello, una lunga strada disseminata di condomini e villette, tutto intorno campi. Qui da giorni i ladri stanno seminando paura e inquietudine tra i residenti, diversi colpi messi a segno in poche ore. Il venerdì che sono andati a fare la denuncia ce n'erano 10 persone della zona qua. La fascia oraria sempre la stessa tra le 17 e le 18, con i malviventi che entrano nonostante la presenza in casa dei proprietari, come è accaduto alla vicina di questa giovane coppia. Se li trovati davanti? Se li trovati davanti, sì. E loro? Loro sono scappati, per fortuna. I ladri si sono poi lanciati letteralmente dalla stessa finestra da cui erano entrati. Ieri sera altro furto nella palazzina accanto. Qui i malviventi, dopo aver messo a soqquadro tutte le stanze, sono fuggiti, portando con sé i ricordi di una vita dei proprietari. Qualche giorno fa altro raid. Si sono appostati davanti alla finestra del mio bagno, solo che hanno sentito dei rumori dentro, poi io ho un cane, e hanno deciso di fare l'appartamento vicino, che c'era la finestra, praticamente la finestra era chiusa, però il balcone era a coppo, quindi hanno tirato sul balcone e sono entrati, non hanno trovato niente, hanno bloccato la porta d'ingresso e poi hanno fatto un altro appartamento sopra con la gente dentro. La paura cresce, soprattutto in questi giorni di festa, quando molti saranno fuori casa. Lasci la casa incustodita, non sai quello che trovi, e se qualcuno è dentro, magari anche una persona anziana, perché bene o male questa è la paura, si prende uno spavento, oltre che rischia anche, perché sappiamo che è gente che non ha tanti scrupoli. Uno ci pensa 2 volte prima di uscire? Sì, anche 3. Adesso abbiamo paura. Anziana colta da malore ieri sera al bingo di Treviso viene rianimata da un ragazzo che ora lancia un appello ai nostri microfoni. Vorrei sapere come sta e poterla incontrare.
Roberto Trevisan, 27 anni di paese, quando ieri sera con la fidanzata decide di trascorrere una serata diversa al bingo di Treviso, non può certo immaginare quello che sarebbe accaduto di lì a poco. Mentre la coppia si trova ai tavoli da gioco, all'improvviso nella sala si sentono alcune signore urlare. Una loro amica, 83 anni, è svenuta, colta da malore. Roberto allora, insieme ad altre 4 persone, si avvicina per capire cosa stia succedendo. Era seduta, l'abbiamo distesa e una signora mi aveva detto che non respirava. Io fortunatamente un anno fa avevo fatto il corso a lavoro di primo soccorso e so fare massaggio cardiaco. Dal momento che ho sentito che non c'erano battiti e quant'altro ho proceduto a fare il massaggio cardiaco. Gli altri presenti, tutto intorno, assistono con il fiato sospeso in attesa che la signora si riprenda. Penso che ho fatto 90 o 120 compressioni. Dopo la signora aveva iniziato a tossire, si era ripresa, poi aveva avuto un'altra ricaduta e sono partito di nuovo con le compressioni e poi vedevo che era cosciente, rispondeva anche bene. Nel frattempo arrivano i sanitari del SUEM che trasportano l'80enne al Cafoncello. Da quel momento Roberto non ha più sue notizie. So solo che si chiama Paola e mi piacerebbe rincontrarla o sapere almeno che sta bene. E speriamo sia davvero così. Saranno celebrati invece lunedì 30 dicembre i funerali di Federico Stevanato alle 10:30 nella chiesa parrocchiale di Paderno di Ponzano Veneto, scomparso improvvisamente sabato mattina per un arresto cardiaco all'età di 65 anni, originario di Mirano, metalmeccanico ora in pensione, da sempre attivo nel palio delle contrade di Paderno. Era cofondatore insieme alla figlia Erika dell'associazione di patinaggio Union Skate Montello. Lascia la moglie Milva, i figli Erika e Yasir e gli amatissimi nipoti. E noi con questo andiamo in pubblicità, pochi minuti, a tra poco. Eccoci tornati in diretta con l'edizione di Treviso in questa vigilia di Natale, martedì 24 dicembre, proprio di Natale. Adesso apriamo questa pagina, c'è stata tanta festa oggi in centro a Treviso e c'è stata anche la corsa all'ultimo regalo, ma non solo, non è mancata la tradizionale bigolata tra i locali del centro. La fredda mattina non ha scoraggiato i tanti che hanno riempito le strade e le piazze di Treviso. Area di festa anche a Piazza Rinaldi nei vari locali della città dove sono stati serviti gli immancabili bigoi in salsa. Siamo arrivati alla vigilia di Natale e c'è la tradizione dei bigoi in salsa e quindi insomma in tutti i locali della nostra città ci si trova per condividere questo momento conviviale, lasciarci alle spalle anche tutti i pensieri del 2024 e augurarci buon Natale e soprattutto un 2025 pieno di soddisfazioni. Un giorno di festa per Treviso perché la tradizione dei bigoli in ogni osteria del centro è grande festa in attesa del Natale. Tanti auguri a tutti. Ultimo giorno per la corsa ai regali tra chi ha tutto pronto, chi ancora cerca quello perfetto e chi pensa già a cosa farà domani. Un bel pranzo con piatti tradizionali. Io tra l'altro non sono di qua, quindi ne approfitterò per gustare i piatti caratteristici della zona. Serenità in famiglia, pace per tutti noi e speriamo che sia una bella giornata di festa a Treviso, ma non solo. Ho fatto tutti i regali, no, sono riuscito a fare tutto in tempo e siamo soddisfatti. Abbiamo trovato tutto quello che cercavamo. Sono venuta qui oggi proprio perché devo ancora farli, quindi devo un attimo rimediare, però ho visto ci sono un sacco di bancarelle, posti carinissimi, quindi sì, so che di sicuro troverò qualcosa. Io ho preparato i biscotti per i miei amici e i miei familiari. Io ho fatto acquisti, sì, ho preso del tè per mio padre e adesso questo pomeriggio pensavo di prendere degli oli essenziali per mia madre e poi questo regalino da parte della mia amica Noemi. Vi ricordiamo invece l'appuntamento con voi domani mattina a partire dalle 10 perché Antenna 3 trasmetterà in diretta la Santa Messa del giorno di Natale dalla Basilica della Cattedrale di San Marco a Venezia, presieduta da Monsignor Francesco Moraglia. Appuntamento dunque a partire dalle 10 del mattino su Antenna 3. E a fare gli auguri ai trevigiani anche l'ex sindaco Giancarlo Gentilini. Treviso dice è il fiore all'occhiello del Veneto. Sentiamo. Io credo che i trevigiani meritino l'augurio più grande, più affettuoso
solare, perché credo che il popolo trevigiano possa essere additato come fiore all'occhiello del Veneto, e quindi a tutti i trevigiani: continuate a portare nella grande bandiera del Veneto la città di Treviso. Amate la città di Treviso come fosse vostra moglie, vostra madre, vostra nonna e vostra bisnonna. Ecco, che deve regnare sulla città di Treviso l'amore, la simpatia, l'affetto. Un abbraccio a tutti quanti, io sono sempre vicino a tutti voi, siete il mio popolo, e quindi un caro abbraccio augurale, che il futuro sia sereno, felice e radioso. E per il secondo anno la Contrada Sant'Angelo Basso ha organizzato la consegna dei doni ai bambini del quartiere Babbo Natale, aiutato dagli elfi. A bordo del trenino oggi pomeriggio ha consegnato i regali ad una ventina di famiglie, alle quali si sono aggiunti numerosi bambini incontrati lungo il percorso. Un grande lavoro da parte dei volontari della Contrada per regalare un sorriso ai piccoli e festeggiare il Natale con gioia e serenità. Ed immancabile anche l'appuntamento nel cuore di Treviso con il presepe vivente organizzato dal gruppo folcloristico della Pastoria del Borgo Furo. Lucio Zanato. E adesso riprendiamo la linea, questa volta da Piazza dei Signori, dopo aver seguito la celebrazione della Santa Messa con il Vescovo Tomasi. La riprendiamo perché, come avete visto, c'è l'albero di Natale, c'è tanta gente, ma soprattutto c'è il presepe vivente organizzato dalla Pastoria del Borgo Furo. E come sempre, da oltre 30 anni, torniamo a parlare con Gianni Marini, che è il fondatore. Gianni, anche quest'anno avete rinnovato l'idea del presepe vivente qui in Piazza dei Signori. Perché? Avevamo sempre più bisogno del presepio, nel senso che bisogna assolutamente far tasa ai canoni e far suonare le nostre ciaramee e le nostre pive, che questa è l'unica maniera che al manco la pace sia assicurata. Una pace che ci sia però anche nelle nostre piazze. Abbiamo visto cosa è successo con i giovani, abbiamo visto questo atto tremendo di questo 22enne ucciso da coetanei. Guarda, questi giorni qua siamo stati noi con il nostro gruppo, prima con Giuseppe e Maria, che faremo finta di andare verso Betlemme, dopo qualche anno stia per annunciare che qualcosa è nato. Siamo stati incantati della nostra città, illuminata, quanto bella, netto per terra, la gente che si diverte. Mi voglio domandare ai giovani e a tutti che si innamorano della nostra città, innamorandosi della nostra città e che vuol bene alle tradizioni, che vuol bene al paese, e speriamo magari anche di rispettarlo con buoni propositi. Beatrice Marini. Prego. Allora, cominciamo con Giuseppe Maria. I protagonisti sono Giuseppe e Maria, viventi, interpretati da Antonella e Simone. Antonella è stata una nostra componente, ma continua a seguirci e a darci una mano, insomma, in queste manifestazioni, e noi siamo molto contenti di questo. Gli altri protagonisti sono naturalmente le pecore e l'asinello, che sono alle mie spalle, portate qui dai pastori Zanatta e Pontel. E il senso di portare anche il mestiere all'interno del presepe? Noi ci abbiamo creduto molto, perché il nostro gruppo rappresenta gli antichi mestieri, e anche un po' da partire dalle cose più semplici, più basilari della nostra società, per poi costruire un po' tutto quello che è il futuro. Ma se non capiamo le cose semplici, da dove siamo partiti, sarà difficile. Chiudiamo il collegamento anche con un invito, perché poi ci sarà anche il Panevin insieme a tutte queste festività. Voi dove lo farete? Allora, noi come di tradizione andremo a Sant'Angelo alla sera del 5 di gennaio ad accendere il Panevin, e vedremo dove andranno le faive. E allora, attendendo anche il Panevin, dalla Piazza dei Signori è tutto. Restituisco la linea allo studio, augurando a tutti un buon Natale. Grazie Lucio, e ora le notizie dal Bellunese. Cortina Express, il cinepanettone ambientato proprio a Cortina. La gaffe del CG1 girato tra le montagne del Trentino. Il Veneto si arrabbia, il presidente della provincia di Belluno dice rispetto per l'identità dei luoghi.
Non ha reso un bel servizio il TG1 alla provincia di Belluno, al Veneto e in particolare a Cortina d'Ampezzo, dove si sono girate le riprese del Cinepanettone in uscita in questi giorni Cortina Express con Christian De Sica e Isabella Ferrari. In un servizio realizzato per presentare la commedia è arrivato puntuale lo Svarioni di geografia che ha collocato gli scenari delle Dolomiti bellunesi tra le suggestive montagne del Trentino. Fosse la prima volta sarebbero già stati perdonati, ma purtroppo questo è l'ennesimo scivolone che avviene purtroppo in tantissime occasioni. Le occasioni sì, anche in questo contesto di un film di portata nazionale, e questo fa male. L'ha detto bene a Focus il presidente della provincia di Belluno Roberto Padrina, il nostro direttore Luigi Bacialli. Gli scivoloni della stampa, scritta e parlata da anni, perseguitano la montagna bellunese collocata a sentimento di qua e di là dei suoi confini naturali. Non si tratta di farne un caso nazionale, ma dobbiamo cominciare a mettere un freno, ha detto il presidente Padrina, che a caldo ha rilevato la necessità che alla montagna bellunese sia garantito il rispetto per la dignità e l'identità dei luoghi e dei territori. Noi non vogliamo neanche essere in competizione con il Trentino Alto Adige, le Dolomiti sono di tutti, però almeno dire come stanno le cose, dire la verità. Cortina è in Veneto, è in provincia di Belluno, questo mi pare il minimo che si debba fare, ed è gravissimo che una televisione di Stato non riesca ad avere queste informazioni e soprattutto a darle. 6 settimane di riprese tra Cortina e Roma, location fra le più esclusive della Perla delle Dolomiti, che ancora una volta diventa set ideale per un film grazie a una produzione che fa da volano per l'economia locale e il turismo. Una bellissima occasione per la montagna bellunese grazie alla produzione, al contributo della Regione del Veneto e il sostegno di Veneto Film Commission. È la vigilia di Natale, come da tradizione anche la redazione di Belluno desidera porgere a tutti gli auguri speciali, quest'anno con la riflessione del rettore del seminario gregoriano, Monsignor Giorgio Lise. Il Natale cristiano ci dice che tutto il male che c'è è già stato vinto in radice proprio dalla venuta del Figlio di Dio, che è venuto per salvarci. E quindi la speranza di noi tutti non è tanto un ottimismo che può venire dal carattere, che ha qualcosa di umorale anche, no? Ma da questa certezza, ed è una speranza, dalla certezza che il Signore è venuto a salvarci e quindi a liberarci dal male. Allora noi abbiamo, credo, il dovere di dare questa testimonianza. E c'è Charles Péguy che dice che la speranza vede ciò che non è e che sarà, ama ciò che non è e che sarà. Ecco, credo che la speranza cristiana davvero, grazie alla venuta di Gesù, ci dice c'è il male attorno a noi, ma qualcuno lo ha vinto. A noi spetta il compito di dargli una mano. Un buon Natale a tutti voi e anche a coloro che soprattutto in questo momento sentono difficile vivere di speranza. E direi così, quando troviamo dei momenti difficili pensiamo alla speranza con un nome nuovo, che è il nome stesso di Gesù, perché è Lui la speranza per ognuno di noi. E tante sono state le iniziative per il Natale anche a Feltre. Feltre da vivere e da condividere con la sua atmosfera unica e incantata, capace di coniugare tradizione, bellezza e accoglienza. È un Natale che offre emozioni ai cittadini e ai visitatori, quello organizzato quest'anno dall'amministrazione comunale d'intesa con l'associazione Feltre nel Cuore. Ogni angolo della città, dalle botteghe alle piazze illuminate, offre una scoperta, un'emozione, un ricordo da portare con sé. Natale è la festa soprattutto delle famiglie, la festa di tutti, e anche Feltre appartiene a tutti, dice la sindaca Viviana Fusaro. È proprio un'occasione importante per poter porgere gli auguri di buon Natale a tutti i cittadini, soprattutto di un Natale sereno, in salute e anche possibilmente di pace e di tranquillità. A Feltre in questi giorni gli amanti della cultura potranno lasciarsi incantare dai musei cittadini, dal Teatro della Sena, che sarà aperto alle visite guidate il giorno di Santo Stefano. In centro e nella cittadella, oltre ai mercatini di Natale, anche il simposio di sculture degli artigiani del legno.
Sotto l'albero di Natale del Soroptimist, la solidarietà e il sostegno all'istruzione per i meno fortunati. Grazie alla collaborazione dei servizi sociali di Belluno sono state individuate le destinatarie della somma ricavata dal tradizionale torneo di burraco del club, devoluta per il pagamento della mensa scolastica di 3 studentesse bellunesi, figlie di donne che hanno subito violenza e che per questo motivo oggi vivono in una situazione di disagio anche economico. Inoltre, grazie alla generosità di una socia Soroptimist, le donazioni dei colleghi per la sua festa di pensionamento sono state conferite al sodalizio in favore di un'attività che sostenga gli effetti provocati da soprusi, prevaricazioni e violenze compiuti ai danni delle donne. Siamo giunti al termine anche di questa edizione, alla vigilia di Natale. Grazie a tutti per essere stati in nostra compagnia. Vi lascio con le immagini della rubrica Il tuo presepe di Pietro Maria e Carlo Maria Comirato di Conegliano, Aldo Stecca di Biadene di Montebelluna, Dino Crosato di Camalò, Enzo Facchin di Colbertardo di Bidor e Francesco Borsoi di Tarzo. Grazie dunque per essere arrivati fino a qui. A tutti l'augurio di una buona serata, buona vigilia e buon Natale. Arrivederci. City sidewalk, busy sidewalks, dressed in holiday style. In the air, there's a feeling of Christmas. Children laughing, people passing, meeting smile after smile. And on every street corner you will hear pizza pies and carousels, the fountains and the wishing. Outside is frightful, but the fire is so delightful. Since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, and I brought some corn for popping. The lights are turned down low. Let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight,